Picchetto, attenti! Presentate! Onori ai caduti! Fianca! Riposo! Picchetto, attenti! Riposo! Picchetto, attenti! Fratelli e sorelle, innalziamo a Dio giusto e santo la preghiera unanime per questi nostri fratelli che hanno dato la vita per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedano per noi Maria, Vergine e Madre, insieme a San Basilide e a tutti i santi della nostra terra. Diciamo: proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana, con l'aiuto di San Francesco d'Assisi, di Santa Caterina da Siena, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorra efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nuova Europa. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico non vada perduto il bene di una stabile armonia fra i cittadini della stessa patria, fra gli uomini e l'ambiente naturale, fra le creature e Dio creatore. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché illuminato dalla sapienza che viene dall'alto e sorretto dalla concordia di tutto il corpo sociale, possa adempiere delle libertà comuni e di rappresentante dell'unità nazionale. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e della incolumità dei cittadini, perché sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovano con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per questi nostri fratelli che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita, per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace della lealtà alla concordia. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Padre nostro che Sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, sorgente e speranza di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo, nostro Redentore. Il Signore sia con voi. con il tuo spirito. Per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, e del santo patrono San Basilide, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Riposo. Picchetto, attenti. Rompete le righe, marcia.